Prima il corteo che ha bloccato il traffico lungo la Triestina alla rotonda dell'aeroporto Marco Polo. Poi la lunga catena umana sempre a ridosso della rotatoria, accompagnata da cartelli e striscioni con slogan a tutela del verde e della salute pubblica. Non è discriminato, ha tutti i parti di o stesso di verde. C'era anche un papà con il bimbo neonato in carrozzina. Un centinaio tra attivisti, residenti e associazioni ambientaliste alla manifestazione contro l'abbattimento di 220 alberi tra pini marittimi, querci e noccioli e posti sul viale destro all'ingresso dello scalo aeroportuale per lasciar posto a 2 parcheggi che Save vorrebbe fare per 900 posti auto e previsti per tutta la durata dei lavori della TAV, parcheggi per i quali il Ministero dei Trasporti ha già dato il via libera. Vogliamo che Marchi la smetta di distruggere il verde che è stato piantato 50 anni fa, anzi 60 anni fa, per difendere la società tessera dagli inquinamenti, e invece lui sta facendo strage da 5 anni di migliaia di alberi. Questi sono gli ultimi 220 che rimangono. Sono lecci, sono pini marittimi, sono noccioli, e vuol farci dei parcheggi che lui dice sono provvisori per i lavori che finiranno nel 2036, cioè ci sta veramente prendendo in giro. E se Michele Boato al solito non usa panegirici, altrettanto si può dire dei cartelli degli altri attivisti, uno su tutti, il più piccolo, eloquente e garbato: salviamo questa pineta. Per collegare l'aeroporto alla stazione di Mestre è sufficiente una normalissima linea ferroviaria, come fatto a Roma e come si sta facendo a Bergamo, propongono in coro le 20 associazioni del Verde. Con Save che replica: non ci sarà nessun parcheggio e nessun taglio di arbusti. Non è vero, echeggiano gli attivisti. Il 4 febbraio scorso è stata approvata in Consiglio Comunale la variante per realizzare una zona di sosta proprio qui, in via Triestina.